Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione flash su friulitv.net. Facciamo un po' un riepilogo delle ultimissime in Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto tutti i seggi elettorali dei 33 comuni della regione, i cui cittadini sono stati chiamati al voto per le elezioni amministrative, rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco, si sono regolarmente costituiti e alle 14 hanno iniziato le operazioni di scrutinio, così come comunica il servizio elettorale della regione. Chiaramente i numeri sono ancora abbastanza, diciamo così, siamo appena alle prime sezioni, dunque bisogna anche prendere gli stessi con le pinze. Vi diciamo soltanto, ad esempio, su Gorizia, una sezione su 37, Ziberna è avanti col 37,77%, Laura Fasiolo è al 30,49, al 34%, Antonio Devetag 9,74%, Pierpaolo Martina 8,08%, Franco Zotti 7,13%, Mario De Marco 3,56% e Serenella Ferrari è al 3,33%. Ripetiamo, siamo soltanto però a una sezione su 37 in corso. Intorno alle 17:30 saremo in diretta per fare un po' riepilogo della situazione con i dati che arriveranno, e speriamo insomma di avere già i primi sindaci a quell'ora per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che sono 4 i comuni che andranno all'eventuale ballottaggio. Secondo quello che è in questo momento la stima, a Gorizia probabilmente si andrà al ballottaggio fra Ziberna e Fasiolo, mentre per quanto riguarda gli altri comuni che sono i più importanti, come Monfalcone, al momento non abbiamo il dato del primo, non sono ancora arrivati, come dicevo, i dati. Comunque Monfalcone, Gorizia e Codroipo insieme a Azzano Decimo, se non si supera il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio fra i primi 2 classificati, usando un termine tecnico, ma ripetiamo ancora, dalle 17:30 saremo online di nuovo per darvi tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda questa tornata amministrativa in Friuli Venezia Giulia. Andiamo avanti invece col nostro audiogiornale. Oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 1522 test e tamponi, sono state riscontrate 121 positività al Covid. Su 940 tamponi molecolari, 24 nuovi contagi, 582 i test rapidi antigenici realizzati, 97 i casi emersi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, quelli ospedalizzati in antireparti 91. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna non si registrano per fortuna decessi. Andiamo a Trieste. Sono emozionato e grato per il fatto di essere nuovamente insieme dopo i 2 anni difficili che abbiamo vissuto a causa della pandemia. Un periodo che ha visto la Polizia Locale di Trieste, insieme agli altri corpi, garantire risposte importanti a tutto il nostro territorio, affrontando momenti veramente impegnativi come la manifestazione che hanno fatto in questa città, nostro malgrado, la principale vetrina delle proteste a livello nazionale. L'ha affermato oggi l'assessore regionale alle autonomie locali e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, nel corso della cerimonia per il 160° anniversario di fondazione del Corpo della Polizia Locale di Trieste. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Vi ricordo ancora, intorno alle 17:30 saremo di nuovo in onda per un breve speciale dedicato alle elezioni amministrative in corso dalle 14, gli scrutini in 33 comuni della regione chiamati al voto. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo,
la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare, perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei Vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero.